A Chiavari riparte il servizio di distribuzione del pane invenduto alle persone in difficoltà, coordinato dal Comune e ospitato dai frati cappuccini e coinvolge 4 associazioni e 7 panifici. Riapre oggi il dormitorio diocesano al centro Franco Chiarella di Chiavari, dove tante persone sabato hanno partecipato al pranzo organizzato per i 72 anni del villaggio del ragazzo. La Chiesa di fronte alla sfida dei giovani, presentato il Sinodo dei Vescovi, che si terrà dal 3 al 28 di ottobre. All'Assise parteciperanno 267 padri sinodali, 23 esperti e 49 uditori, tra cui 34 ragazzi. Il Papa all'Angelus ha messo in guardia dall'autoreferenzialità. La Chiesa ha detto non cresce per proselitismo ma per testimonianza. La preghiera finale per le vittime dello tsunami in Indonesia. Serie D calcio si tinge di bianconero il derby del Tigullio. A Riboli la Lavagnese batte il Sessi Levante 3-0 con doppietta di Bonaventura e rete di Oneto. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Dopo il passaggio perturbato della scorsa notte, il Tigullio è stato interessato da un temporale di moderata intensità anche nelle prime ore di questo pomeriggio. Interessati in particolare la Val Fontanabuona, la costa tra Rapallo e Chiavari, dove si sono registrate precipitazioni tra i 16 e in certi i 14 mm. Una tromba marina si è formata al largo del promontorio di Portofino, visibile sia dal Tigullio che dal Golfo Paradiso. Vedete appunto queste immagini. Invece nel ponente della regione le maggiori precipitazioni hanno interessato soprattutto le zone interne dell'Imperiese e del Savonese. La situazione più critica si è registrata ad Alassio, dove a causa di una violenta grandinata alcune strade sono state letteralmente invase dai chicchi di ghiaccio, in alcuni casi raggiungendo i 30 cm di spessore, e i vigili del fuoco sono intervenuti per grandi e piccole emergenze. Guardate che immagini veramente suggestive. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Genova in diversi interventi con tutte le squadre disponibili per gazebo volati, tapparelle e vetri rotti, alberi e semafori pericolanti. In tutti i casi non si sono registrati feriti. Le raffiche hanno provocato problemi anche all'interno dell'area portuale del VTE di Voltri, con alcuni container che si sono rovesciati. 2 voli in arrivo a Genova da Londra e da Monaco direttati a causa del vento forte. La fase di tempo perturbato dovrebbe proseguire anche domani. Da mercoledì dovrebbe tornare invece il bel tempo e l'alta pressione. Ripartirà sabato prossimo a Chiavari il servizio di distribuzione del pane invenduto, grazie alla convenzione che 4 associazioni di volontariato, 7 panifici cittadini, il Comune e i frati cappuccini di Viale Tappani firmeranno nelle prossime ore. E riprenderà quindi il servizio che ogni settimana porterà nelle case delle persone in difficoltà i prodotti da forno invenduti il venerdì sera. Sentiamo. Il numero di famiglie che chiedono questo tipo di servizio è aumentato e questo è un fatto importante sul quale occorre riflettere. È pronto a ripartire a Chiavari, ampliando il suo raggio d'azione per una situazione di difficoltà alimentare che coinvolge sempre più soggetti, il servizio di distribuzione del pane invenduto. Da questa settimana i volontari delle associazioni di volontariato che firmeranno nelle prossime ore la convenzione con il Comune, Anteas, Caritas, Baliatico e Banco Alimentare, si occuperanno di raccogliere i prodotti da forno il venerdì sera, prepararli e ridistribuirli la mattina successiva. Tutte le operazioni si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dai frati cappuccini di Viale Tapani. Le associazioni, convenzionandosi, si sono accordate per fare tutto. C'è Anteas, che è CISL, sono coloro che vanno con il camioncino apposito, autorizzato a ritirare tutto il pane, poi a distribuire materialmente alle famiglie saranno, come l'anno scorso, il Baliatico, il Banco di Solidarietà e la Caritas diocesana. 2 volontari per ogni giorno di distribuzione. Un'altra novità è che il giorno di distribuzione non sarà più il venerdì, ma sarà il sabato.
dalle 8 alle 10 del mattino. Tra le novità di quest'anno c'è la supervisione del Comune di Chiavari che, oltre a firmare la convenzione con tutti i soggetti coinvolti, mette a disposizione il materiale per il confezionamento del pane raccolto e coordinerà l'attività di distribuzione alle famiglie e alle persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali. Ancora una volta è importante la collaborazione dei panifici e delle pasticcerie cittadine. I panifici che attualmente aderiscono, ma non è detto che debbano restare solo loro, se qualcuno si vuole aggiungere non fa altro che chiamare in comune e noi organizzando, siamo noi gli organizzatori, quindi noi li mettiamo in contatto. Gli attuali sono il panificio merenderia di Corso Dante, il piombo di Viale Millo, al forno di Corso Garibaldi, non solo pane di via Piacenza, Balin di via Rivarola, Barbieri di piazza Cavour e la pasticceria Copello di via Martiri della Liberazione. La comunità di fedeli legata al santuario di Sant'Antonio di Chiavari si prepara a celebrare la festa di San Francesco d'Assisi. Oggi prende il via il triduo di preparazione con la Santa Messa celebrata tutti i pomeriggi alle 17:30. Giovedì 4 ottobre, giorno della festa, alle 16:30 sul piazzale antistante il santuario ci sarà la benedizione degli animali. Alle 17 la celebrazione del transito di San Francesco, a cui seguirà la Santa Messa celebrata da Don Paolo Bacigalupo, nuovo parroco di San Giovanni Battista. Sabato alle 21 concerto d'organo del maestro Luca Brignole e domenica alle 12:30 si svolgerà la seconda edizione del pranzo francescano per raccogliere fondi da destinare ai lavori di restauro del santuario. Le prenotazioni si ricevono ai numeri di telefono 371 16 98 479 oppure 347 82 86 823. Tante persone hanno partecipato al centro Franco Chiarella di Chiavari al pranzo organizzato dal Villaggio del Ragazzo in occasione del 72esimo compleanno dell'ente fondato da Don Nando Negri. Un momento di convivialità per gli ospiti del dormitorio che riapre oggi e che è diventato un punto di riferimento per chi non ha una casa. Vediamo. Eccellenza, qual è il significato di questa giornata? Ormai è una giornata tradizionale quella che viviamo, è un giorno di compleanno, quindi ogni anno si ripete e il compleanno è del villaggio e quindi di tutti quelli che sono legati al villaggio, e questo è il significato, dato che il villaggio guarda agli ultimi, è la giornata degli ultimi e qui c'è spazio per loro e per un giorno almeno vivono un momento di non soltanto di soddisfazione della fame, ma di comunità, di accoglienza, e credo che questo dia loro qualcosa che è di più che il cibo che oggi così buono mangiano. Come va la vita, le serate, le notti qua al dormitorio? Sono sempre molto vivaci perché i nostri ospiti quando arrivano sono molto stanchi, però poi dopo il primo caffè incominciano poi a parlare, ci coinvolgono un po' nelle loro giornate un po' particolari. Contate che tanti arrivano anche dall'estero, quindi o che partono poi il mattino dopo per andare nel resto d'Europa, per cui noi rimaniamo un po' così ad ascoltare i loro racconti, però sono persone che noi poi rivediamo con piacere quando poi tornano, che stanno bene, che insomma, la loro vita non è migliorata a livello economico e sociale, però affettivo, loro sono contenti di tornare da noi e noi di rivederli, e che soprattutto che stanno bene, perché poi la vita di strada è sempre molto difficile, soprattutto per le donne. Che cosa vi dice a voi, a te personalmente, un'esperienza come questa? Ma è un'esperienza importantissima perché si riscoprono i veri valori delle cose che abbiamo. Per noi sembrano molto banali, ma solo una doccia, un caffè in compagnia è fondamentale. Più che altro per persone che stanno magari tutto il giorno sole in giro su treni, autobus, non è facile. Avere un punto di ritrovo la sera, un punto sicuro è importantissimo. Le suore Giannelline di Chiavari hanno vissuto ieri un momento particolarmente importante della loro storia. Nella casa madre di Corso Colombo è stata istituita la nuova provincia intitolata a Madre Caterina Podestà.
Sarà l'unica provincia italiana della congregazione, avrà sede a Chiavari e ingloberà le province di Genova e di Roma. Lo storico passaggio si è concluso ieri con la messa presieduta dal vescovo diocesano, la lettura del decreto di erezione della provincia e il discorso della madre vicaria Anna Calderon, al quale è seguito poi un momento di festa. Sono giunti al termine i lavori di completamento alla chiesa La Canonica di Campegli nel comune di Castiglione Chiavrese. Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione, il vescovo diocesano ha impartito la benedizione. I primi interventi erano iniziati nel lontano 2002. All'opera hanno contribuito la parrocchia, numerosi fedeli e benefattori, i fondi dell'8 per 1000 e della sovrintendenza. Nella canonica sono stati ricavati 2 alloggi che verranno dati in affitto per poter così coprire le spese sostenute. Per celebrare i 900 anni di dedicazione della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, domani alle 18 ci sarà la Santa Messa in occasione dell'anniversario che viene fatto risalire al 2 ottobre del 1118. Non finisce qui, i festeggiamenti continueranno sabato sera 6 ottobre alle 21 con un concerto in Basilica del Coro del Duomo di Milano. Infine domenica alle 11 la Santa Messa solenne che verrà presieduta dal Vescovo di Chiavari. Una nuova casetta per il Parco Sterza di via Negrotto Cambiaso a Sesti Levante. La struttura di circa 30 metri quadrati suddivisi in 2 locali è stata realizzata all'interno dell'area verde e sarà a servizio della collettività come centro aggregativo. Il costo per la sua realizzazione è stato di 60.000 euro. In occasione della sua consegna all'associazione Noi di Pila, che l'avrà in gestione, il sindaco Ghio e gli assessori comunali hanno svolto una seduta di giunta sul posto che ha visto la partecipazione dei cittadini del quartiere. La seduta ha visto l'approvazione dei bandi per l'affidamento dei locali di proprietà comunale in Piazza Italia, l'analisi della proposta di alienazione di un immobile di proprietà comunale a Valle Ragone e l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un cordolo per la messa in sicurezza di un tratto di strada in località Campomoneto. I lavori si sono chiusi con la definizione del supporto all'associazione Sentieri a Levante per la pulizia dei sentieri del territorio e l'indicazione di portare in commissione toponomastica l'intitolazione di uno spazio pubblico al 20 novembre 1989, Convenzione di New York per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La linea seguita dalla giunta di Chiavari per quanto riguarda il depuratore non convince il Partito Democratico. Il consigliere Lino Cama spiega in una nota le sue perplessità. In campagna elettorale, ricorda, la nuova amministrazione sosteneva che realizzare l'impianto in Colmata avrebbe portato la distruzione di un'area di pregio. Il PD invece era d'accordo al depuratore in quella zona. Ora, dice Cama, c'è poco di cui essere contenti perché di fatto si è perso un anno di sterili discussioni. La speranza del Partito Democratico è che il Comune sappia almeno ottenere adeguate contropartite utili allo sviluppo e al futuro della città. Infine, conclude il consigliere Cama, con lo spostamento dell'impianto, l'area di Preli e i terreni del Torriglia rischiano di essere coinvolti in speculazioni immobiliari o in una cementificazione barbara. Pagina ecclesiale del nostro giornale, l'Angelus, il Papa ha commentato la pagina del Vangelo domenicale esortando i fedeli a imparare da Cristo che ci invita a non pensare secondo categorie ma ad andare oltre. La grande libertà di Dio nel donarsi a noi, ha spiegato Francesco, sia una sfida e anche un'esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e anche i nostri rapporti. La sintesi curata da Radio Vaticano, la vediamo insieme. Per Francesco bisogna imparare da Gesù ad essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene compiuto che non al nome e alla provenienza di chi lo compie, poiché il grande pericolo in cui incorrono le comunità cristiane e anche i fedeli è l'autoreferenzialità, radice del proselitismo. L'atteggiamento dei discepoli di Gesù è molto umano, molto comune e lo possiamo riscontrare nelle comunità cristiane di tutti i tempi. È una forma di autoreferenzialità, anzi, qui c'è la radice del proselitismo e la Chiesa
diceva Papa Benedetto, non cresce per proselitismo, cresce per attrazione, cioè cresce per la testimonianza agli altri con la forza dello Spirito Santo. Rimanere dunque ingabbiati in ciò che conosciamo o ci appartiene ci spinge a giudicare gli altri. Dobbiamo invece, spiega ancora il Papa, esaminare noi stessi e tagliare senza compromessi tutto ciò che può scandalizzare le persone più deboli nella fede. La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e un'esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. È l'invito che ci rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a non pensare secondo le categorie amico, nemico, noi, loro, chi è dentro, chi è fuori, mio, tuo, ma andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e l'azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno parte della nostra cerchia. Al termine della preghiera mariana il Papa ha espresso la propria vicinanza alle popolazioni dell'Indonesia colpite dal forte maremoto. Ha chiesto ai fedeli in piazza di recitare un'Ave Maria per le vittime e quanti stanno portando avanti i soccorsi. Ha poi ricordato Jean-Baptiste Fouque, sacerdote diocesano proclamato beato ieri a Marsiglia. Tra 2 giorni, il 3 ottobre, prenderà il via il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Un'assemblea si riunirà dal 3 al 28 di ottobre. Saranno ben 267 i padri sinodali. Tra questi ci saranno anche 2 vescovi della Cina continentale che Papa Francesco ha deciso di invitare. Tutti i dettagli sono stati diffusi stamane in conferenza stampa. Sentiamo. Il Sinodo sarà lo strumento per ascoltare in presa diretta i giovani. Tra i partecipanti ci saranno ben 36 ragazzi tra i 18 e i 29 anni che con la loro presenza faranno sentire la voce di tanti loro coetanei. È il messaggio che è emerso stamani durante la presentazione in Vaticano del documento che istruisce la celebrazione dell'Assemblea Sinodale. L'appuntamento prenderà il via mercoledì 3 ottobre con la messa presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana. Durante i 25 giorni del Sinodo dei Vescovi, i padri sinodali, ne saranno presenti 267, lavoreranno insieme agli altri partecipanti, secondo le proprie mansioni, sull'Instrumentum Laboris, che sarà il testo base per la redazione del documento finale, che verrà presentato il 27 ottobre al Papa. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale è il tema che verrà affrontato dal Sinodo, secondo il pensiero del Papa, per cui i giovani sono una risorsa e non un problema. La Chiesa e io per primo, insieme ai vescovi e agli educatori, queste le parole espresse da Francesco, abbiamo scelto di metterci nell'atteggiamento di massima accoglienza delle loro opinioni, perché crediamo che debbano diventare sempre più protagonisti non solo della propria vita, ma anche della Chiesa. Il Sinodo si articolerà in 3 tavoli di lavoro: riconoscere, ossia la Chiesa in ascolto della realtà, interpretare, fede e discernimento vocazionale e infine scegliere, cammini di conversione pastorale e missionaria. Il desiderio di collaborare per costruire una comunità che dialoga, che si confronta e agisce insieme con coraggio e trasparenza. Chiuse le 3 unità di lavoro, la Commissione si riunirà ancora per elaborare il documento finale che sarà presentato la mattina di mercoledì 24 ottobre in aula. Nella congregazione generale del pomeriggio i padri sinodali potranno intervenire ulteriormente sul progetto. Successivamente sarà curato il testo definitivo che verrà votato in aula il 27 ottobre. Una volta votato dai padri sinodali sarà consegnato al Papa, al quale, è stato precisato questa mattina in conferenza, competerà ogni decisione in merito. E questa sera alle ore 20 su Telepace 1 torna l'appuntamento con C'è di più, la trasmissione che in questa settimana ci ha accompagnato all'appuntamento col Sinodo dei Giovani, approfondendo le 10 parole lasciate in consegna da Papa Francesco. Tema della puntata sarà il vocabolo legami, tante le voci raccolte che daranno forma a questa parola. Sentiamo un'anticipazione nel servizio che segue. Sono qua da 6 anni e sono venuta per studiare l'arte. Voglio andare a Milano a fare l'art director perché voglio proprio trasmettere più messaggi e concetti attraverso l'arte e se posso arrivare a Milano mi farebbe piacere. Quanto è complesso realizzare un'opera simile? Alla fine tutto quello che io realizzo è una cosa che
in sé magari da fuori sembra complesso, però in realtà sono emozioni che tanti di noi sentiamo. Per esempio io soffro tanto del dubbio, di dubitare le cose che faccio, che mi sa che è una cosa che fa tante persone, è solo che magari lo realizzo nel mio mondo, diciamo. Non è troppo complesso, magari da fuori. E cos'è invece per te una cosa complessa? Magari il simbolismo. Io tendo ad usare molto simbolismo nel lavoro, tengo dei segreti nell'uso di illustrazioni con piccoli, come si può dire? Sì, simboli. Le tue opere richiedono tempo, pazienza, energia. Ecco, questo secondo te non è complesso oggi? Oppure per te comunque rimane qualcosa di semplice? No, allora nella tecnica non è semplice, ma non proprio per il lavoro fatto a mano, ma proprio per la pazienza, ci vuole tanto pazienza. A volte mi metto a fare un'opera piano piano, certe ore, altri giorni magari proprio un giorno intero, dipende. Tu di dove sei? Sono di Sutton, sono nata vicino Londra. L'impegno a proseguire nella collaborazione tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco sulla base di una nuova convenzione da predisporre entro la fine dell'anno con riferimento ai trasporti emergenziali SAR, Search and Rescue. Questo l'esito della riunione che si è svolta oggi in prefettura a Genova tra il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prefetto Bruno Frattasi, e la vicepresidente e assessora alla sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, col coordinamento del prefetto di Genova, Fiamma Spena. Si è deciso di procedere a un confronto tecnico tra le parti per il rinnovo dell'attuale convenzione in scadenza alla fine dell'anno tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco per quanto riguarda i servizi in emergenza SAR con l'utilizzo dell'elisoccorso, individuando invece altre soluzioni per i trasporti sanitari. Voglio ringraziare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la disponibilità manifestata oggi sul rinnovo della convenzione dell'elisoccorso, perfettamente in linea col lavoro instancabile svolto dopo il crollo del ponte Morandi e con lo sforzo compiuto per il potenziamento del servizio in questa fase di emergenza, che hanno rafforzato il sentimento da tutti noi condiviso di affetto e attaccamento al corpo da parte dei cittadini genovesi e liguri. Così si è espresso il presidente della Liguria, Giovanni Toti, che ha commentato l'esito della riunione che si è svolto proprio oggi in prefettura a Genova. Da oggi a Rapallo prendono il via i lavori di messa in sicurezza di via Tonnego. Prosegue il consolidamento strutturale a monte del centro trasbordo rifiuti. Fino al 22 di ottobre, tra le 7:30 e le 17, ad esclusione dei giorni festivi, è interrotta la circolazione di tutte le categorie di veicoli. Negli stessi orari, sempre fino al 22 ottobre, sarà chiusa al traffico via Sotto la Croce, anche in questo caso per lavori di consolidamento della sede stradale. Il gruppo Libera Rapallo chiede azioni per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria. Dato il numero in crescita di veicoli nel 2017, secondo le statistiche ACI, a Rapallo c'erano 26.517 mezzi tra auto e motocicli ed è a rischio quindi la salubrità dell'aria. Libera Rapallo chiede al sindaco di attivare strumenti di controllo nei quartieri più in sofferenza e di acquistare uno o più centraline mobili da posizionarsi nei punti della città ritenuti i più sensibili. Secondo quanto verificato dal sodalizio, a Rapallo la centralina ARPAL di Via della Libertà sarebbe insufficiente perché evidenzia solo alcuni inquinanti ed è dunque insufficiente. Un uomo sulla cinquantina, siamo passati alla cronaca, è caduto quest'oggi con la sua moto in corso De Michiel a Chiavari. È stato soccorso dal 118, ma le sue condizioni non erano fortunatamente preoccupanti. È stato portato al pronto soccorso per accertamenti, non sono rimasti coinvolte altre persone nell'incidente. Ancora cronaca, aggredisce uno straniero per futili motivi con 2 aste da ombrellone e viene arrestata poco dopo dai carabinieri di Chiavari. Il fatto risale alla nottata di sabato. L'autrice del gesto è una donna pregiudicata di 44 anni, residente a San Colombano al Certenoli, che avrebbe agito insieme a un uomo in corso di identificazione. Lo straniero ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.
2 stranieri sono stati denunciati dai carabinieri di Lavagna per invasione di edificio. I 2 hanno cercato riparo per la notte occupando abusivamente un immobile. Un altro straniero di 38 anni domiciliato a Carasco è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale e poi domiciliare è stato trovato in possesso di un involucro contenente 10 grammi di hashish, la somma di 400 euro e un bilancino di precisione, materiale sottoposto a sequestro. A Sessi Levante invece 2 giovani di 24 e 26 anni disoccupati e già conosciuti alla forza dell'ordine sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate in concorso. I 2 per futili motivi hanno aggredito e maltrattato un 42enne residente a Casarza Ligure e un 34enne residente a Sestri Levante, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, rispettivamente in 30 e in 15 giorni. Riaprirà sabato 13 ottobre il Barracun, spazio espositivo legato all'Ardesia che sorge nelle immediate vicinanze della cava di Isolona di Orero. A lavorare per il suo recupero Liliana Nelli Zampini, moglie dell'ex presidente di Confindustria Genova Giuseppe Zampini, che ne ha ricavato uno spazio per incontri ed eventi. La cava laboratorio era stata una delle principali attrattive della Via dell'Ardesia, iniziativa realizzata negli anni 90 dalla comunità montana Fontanabuona grazie ai finanziamenti regionali del progetto Resider e in seguito chiusa per mancanza di risorse. Ora tornerà a vita nuova. Alla signora Zampini, come ringraziamento e riconoscimento del lavoro svolto durante la festa di San Michele Arcangelo a Soglio di Orero, è stata consegnata una targa in Ardese da parte del comitato San Michele. Erano presenti alla consegna il sindaco Mino Gnecco, il consigliere regionale Giovanni Boitano, il consigliere di Città Metropolitana Roberto Cella. I volontari dell'associazione Val Canonica di Ne hanno aderito all'iniziativa Puliamo il Mondo di Lega Ambiente, dedicando un'intera giornata per la pulizia dell'area attrezzata del Passo del Biscia. È la prima volta che questa realtà, nata a dicembre del 2017, aderisce alla campagna di Lega Ambiente. Nel corso dell'attività sono stati raccolti rifiuti e sacchetti abbandonati. E ora, come di consueto, andiamo alla pagina sportiva. Parliamo di calcio, Serie D, Girone A. Vala Lavagnese, il derby del Tigullio, disputato nella terza giornata del campionato. A Riboli di Lavagna si sono incontrate nel pomeriggio di ieri le 2 tigulline del girone, Lavagnese e Sessi Levante, bianconeri in vantaggio al 7° con Bonaventura che ha raddoppiato allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la rete del definitivo 3-0 ha portato la firma di Oneto che ha insaccato nella porta avversaria al minuto 13 del secondo tempo. Per la Lavagnese, prima vittoria in campionato che porta la squadra a complessivi 4 punti in classifica, resta a 0 per il momento Sessi Levante. Sentiamo i commenti a fine gara dei mister e dei 2 giocatori. Abbiamo iniziato un percorso da zero, per cui c'è bisogno comunque di tempo e la squadra è giovane e comunque si può vedere in 3 partite, nonostante la classifica ci condanni a 0 punti, direi che la squadra c'è, può far benissimo ancora, ci sono ancora tantissime partite, è normale che bisogna tutti quanti darsi una regolata, nel senso che bisogna cercare di sbagliare di meno e concretizzare, riuscire a segnare. Una vittoria rotonda, anche se il primo tempo secondo me non abbiamo fatto benissimo, abbiamo sofferto parecchio il Sestri, almeno come presenza nella nostra metà campo, abbiamo trovato il vantaggio subito e poi abbiamo un po' smesso di giocare, cercavamo di allungare spesso la palla che non siamo abituati a fare, quindi siamo andati un po' in difficoltà. Poi nel secondo tempo siamo stati molto bravi, sono stati bravi i ragazzi a entrare in campo e riprendere la partita e secondo me abbiamo trovato più soluzioni e più possibilità per poter creare delle occasioni da gol. Una partita nata subito in salita con questo gol subito al 6° minuto. Sì, hanno trovato subito il gol e diciamo che la partita si è messa subito male, potevamo fare sicuramente meglio in alcune situazioni, però diciamo che adesso è un periodo anche che ci gira tutto storto e niente, dobbiamo continuare a lavorare, cercare di migliorarci
sicuramente se continuiamo a allenarci bene poi i risultati arriveranno. Ci descrivi i 2 gol? Il primo è andato sul fondo, cross dietro, rasoterra, piattone, classico. Invece il secondo un inserimento, me l'ha data Conti in mezzo ai difensori, di prima al piattone e ho superato il portiere. Dicono che è il taglio dei capelli che ti ha fatto segnare. Dicono così, però vediamo, magari tra 2 settimane li ritaglio, che porta bene. Emanuele Oliva della FIMA Chiavari si è aggiudicato il titolo di campione provinciale Federer 2018. Le gare si sono svolte ieri sulla sponda del lago di Brogneto nell'entroterra genovese. Al secondo posto si è posizionato Andrea Simonini dei pescatori Valli Genovesi, bronzo Alessio Alessiani della FIMA Chiavari. I 3 rappresenteranno la Liguria al campionato italiano di specialità il prossimo anno. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti. Per la giornata di domani può partire la sigla. Appuntamenti in calendario per martedì 2 ottobre. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Aperto anche il Museo Archeologico al piano strada di Palazzo Rocca in via Costaguta a Chiavari. Si possono ammirare le testimonianze portate alla luce relative all'età del bronzo e alla monumentale necropoli della prima età del ferro. Orario 9:14. Come ogni martedì è visitabile il Museo del Merletto, allestito nella storica Villa Tigulla a Rapallo. L'orario di apertura è dalle 14 alle 18. Proseguono le prove di tango argentino per aspiranti ballerini di tutte le età. Dalle 19:45 al Circolo Orchidea di Via delle Rocche a Santa Margherita Ligure saranno a disposizione maestri di ballo. L'arte di saper invecchiare è il titolo dello spettacolo scritto e diretto da Piero Nuti di scena all'Auditorium San Francesco di Chiavari a partire dalle 21. L'interpretazione sarà affidata a 3 attori della compagnia Torino Spettacoli: Girola Mangione, Elia Tedesco e Giovanni GB. Vi lascio con i programmi serali sulla nostra rete, prossimo appuntamento 12:45 di domani, TG13. Una buona serata a tutti e arrivederci.